tra un anno esatto ci saranno le elezioni amministrative, comprese quelle regionali, ed è allora che dobbiamo vincere la battaglia. È inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora! Padania! 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 Ma la Lega Nord se la duro! Duro! La Lega non ha bisogno di armarsi, noi siamo sempre armati a buona, di manico! Devo dire che ho avuto la fortuna di avere un grande maestro a casa che mi ha insegnato a stare dalla parte della gente, così non si ha paura di andare a combattere. La Lega avanzerà, baionetti in canna, paese per paese, villaggio per villaggio andremo a slidare, anche nel profondo sud la partitocrazia. Camicia verde, bandiera verde, cuore coraggioso! E concentrati, libera la bestia padana, liberati, arrabbiati, reagisci, sei un uomo del nord, sono due terroni, sveglia la bestia padana! Voglio dire che siamo vittime certamente di una specie di complotto. Com'è possibile che nessuno si sia accorto? Attenti a tirare conclusioni serie. Noi veniamo da un periodo onestamente difficile. A volte i dirigenti devono essere richiamati dai veri proprietari del movimento politico, che è il popolo. Io c'ero sul Po nel 96, insieme a tanti di voi. Io sono orgoglioso di tutte le battaglie fatte, delle vittorie come delle sconfitte.
A me spiace non solo per la Lega quel che è avvenuto, ma anche, e permette, anche per i miei figli, li ho rovinati io, facendoli entrare nella Lega. Ebbene, se qualcuno oggi, ieri o domani pensa che il futuro della Lega sia ancora quello di un partitino servo di qualcun altro, ha sbagliato a capire. Noi non saremo più schiavi di nessuno. Noi accordi al ribasso non ne faremo con nessuno. Non voglio tornare al 4% per portare a casa 20 parlamentari di cui non me ne faccio un cazzo. Non mi interessano le poltrone. Non mi interessano 20 parlamentari. Voglio cambiare questo paese. Voglio cambiarlo, ma alle nostre condizioni. Stop a fare il gioco degli altri. Viva la Lega! Voglio che sia finita per sempre.